Siamo con Roberto Anesin, direttore intermediari e business assicurativo digitale di ARAG. Buonasera, benvenuto. Grazie. Dottor Anesin, come sta cambiando il mondo assicurativo in termini di innovazione? Il mondo assicurativo sta cambiando moltissimo, l'innovazione pervade un po' tutta la catena del valore, quindi a partire dai prodotti, per parlare dei processi, e diciamo che il tema della digitalizzazione ormai è trasversale all'interno di tutte le aziende, tutte le imprese assicurative. E noi, per quanto riguarda ARAG, posso portare la testimonianza della nostra azienda. Noi abbiamo costituito un ecosistema prodotti e servizi in cui la tecnologia e l'innovazione è il fattore abilitante di questi servizi, per consentire ai clienti non solo di comprare i classici prodotti assicurativi, ma anche di accedere a una serie di servizi, prima tra tutti i servizi di consulenza o abilitatori, accessibilità al mondo ARAG, che altrimenti sarebbe impossibile avere. Quindi lei mi parla di innovazione come strumento che migliora forse l'esperienza del cliente e che si traduce però su un maggior rapporto umano. Assolutamente sì, infatti diciamo così, l'innovazione tecnologica, per come la concepiamo noi, non deve mai trascurare e tralasciare il fattore umano. La tecnologia non è mai sostitutiva dell'uomo, ma è tendenzialmente un fattore abilitante di nuove opportunità, nuovi servizi, nuovi prodotti, ma sempre con l'essere umano al centro come fattore, soprattutto dal punto di vista della qualità e della consulenza, che è difficile sostituire con la tecnologia. Certo, qual è la prossima sfida? La prossima sfida è il tema, penso, della sostenibilità. In ambito innovazione noi abbiamo appena lanciato un nuovo prodotto impresa con all'interno i criteri di sostenibilità, ESG. Forse siamo tra le prime compagnie assicurative, anzi penso siamo tra le prime compagnie assicurative del mercato italiano a farlo, e quindi diciamo questa nuova frontiera, che ormai è attualissima, l'abbiamo già inserita all'interno della nostra offerta. Innovatori fino alla fine. Ci proviamo, ci proviamo. La ringrazio e le auguro una buona serata. Grazie mille, buonasera. Arrivederci. Arrivederci.